Mercoledì 14 agosto 2024, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Beluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM, dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 Belluno, Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti in prima pagina. Incominciamo con quella del Corriere delle Alpi. La notizia in primo piano riguarda il turismo in montagna, questo il titolo: turisti, assedio alla montagna. Sulle Dolomiti mete d'alta quota prese d'assalto dai cacciatori di selfie, migliaia su sentieri ferrati, in Carnia numero chiuso a Fusine. Il gestore del rifugio Vandelli che ingorghi al lago Sorapis e gli alpinisti vanno altrove. Il commento: se il troppo diventa un danno. In un'estate infuocata dal caldo e dalle tensioni internazionali ci siamo trovati a fare i conti anche con l'eccesso di turismo. Gli approfondimenti li troveremo da pagina 2 a pagina 4 e la foto che vediamo in copertina rappresenta decine di turisti assiepati nei giorni scorsi sulle rive del lago Sorapis, una delle mete alpine più gettonate. Nelle cronache, intervista al patron tabacchi con Safilo il Cadore Cresciuto, che ha inventato lo smart working in versione bellunese e la Safilo a Calalzo. La fortuna della nostra azienda e del Cadore sono stati i terzisti. L'approfondimento a pagina 20. Degrado in centro a Belluno, un rifugio di sbandati, porte chiuse a San Rocco. La chiesa di San Rocco in piazza dei Martiri a Belluno rimane chiusa anche di giorno dopo aver subito danni da alcuni sbandati. L'approfondimento di Sosso a pagina 20. Verso le Olimpiadi del 2026, caos a Cortina, la protesta progetti mai condivisi. Affollato l'incontro pubblico di ieri sera in centro a Cortina, nel mirino i cantieri olimpici che portano disagi. L'approfondimento a pagina 28. E a proposito di Olimpiadi Milano-Cortina 2026, il Corriere delle Alpi ci ricorda che mancano 542 giorni. Sempre dalla prima pagina del Corriere delle Alpi, gli atti del processo, c'è il decreto, l'archivio del Vajont resta a Belluno. Il deposito degli atti processuali del Vajont all'archivio di Stato di Belluno è diventato definitivo con il decreto di ieri. L'approfondimento di Dalmassa, pagina 19. Sostegno alla sanità veneta, stanziati fondi per assumere più medici e infermieri, 150 milioni in 3 anni per rendere appetibili le professioni sanitarie in Veneto e coprire i posti che restano vuoti. L'approfondimento di Ferro a pagina 9. E sempre una notizia a livello veneto: chi sostituirà Donazzan, nuovo assessore in alto mare, Zaia, presidente della regione Mantovan, anche altri nomi. Il presidente Zaia rinvia la sostituzione di Elena Donazzan, sentirò Meloni e De Carlo, non c'è fretta per l'assessorato. L'approfondimento a pagina 6. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. Ecco come si apre l'edizione di oggi: soccorso alpino al lavoro gratis, la squadra guidata da Alex Barattina ancora sotto pressione, in tutto 470 volontari sempre disponibili senza rimborso spese sulle Dolomiti. Escursionisti di tutto il mondo, una 38enne di New York rintracciata dopo lunghe ricerche con l'elicottero. L'approfondimento di Bonetti e Fontanive a pagina 2 e a pagina 3. Emergenza incendi, bellunesi in Grecia con i pompieri veneti. L'alpagotto Michele Peterle, imbarcato ieri da Brindisi, sarà operativo nell'Attica. Carte del Vajont a Belluno, così ci rendono giustizia, il verbo usato sia da Michele Giacomele, nuovo presidente dell'associazione Vajont il futuro della memoria, sia dell'attuale consigliere del sodalizio e storico predecessore di Giacomele, è valorizzare. La notizia comunicata dal sottosegretario alla cultura, il veronese Gianmarco Mazzi, è quella che i 5.205 documenti processuali relativi alla tragedia del Vajont resteranno per sempre custoditi a Belluno nell'archivio di Stato. Dice Michele Giacomele: è una decisione che rende giustizia alla nostra storia, alle nostre comunità, ai superstiti e ai sopravvissuti. L'approfondimento di Santin a pagina 7. Falcade, un Ferragosto di corse e passeggiate in 400 all'evento dello Sci Club Valbiois. L'approfondimento a pagina 9. E la foto di copertina ci porta in Alpago dopo il caso della ragazza salvata dalla motosega, lupi sempre più vicini, adesso dobbiamo agire. Dopo l'episodio che ha visto protagonista Elisa Bortoluzzi, il sindaco di Chies Gianluca Dalborgo torna a chiedere l'adozione di misure urgenti per contrastare la presenza del lupo e bacchetta ai politici spariti dopo la campagna elettorale. L'approfondimento di Santin a pagina 8. Belluno, area verde del cimitero, stanziati 400.000 euro.
approfondimento a pagina 4, San Nicolò di Comelico, successione di Janese, ecco i nomi per l'Unione. L'improvvisa scomparsa di Giancarlo Janese, sindaco di San Nicolò e presidente dell'Unione Montana del Comelico, accelera la corsa verso la nuova giunta dell'ente di secondo grado. 3 i nomi in corsa per lo scranno più alto: Thomas Megna Corbanese di Danta, Manuel Casanova Consier di San Pietro e Alfredo Comis di Santo Stefano, con qualche chance in più per quest'ultimo. L'approfondimento di Toscani a pagina 10. Sport Dolomiti, quarto test estivo a Pianlunghi alle 16:30, sfida al Porto Mansuè. Fonzaso e Miglior Prosecco lo producono nel Feltrino, l'approfondimento a pagina 6. E ancora Cortina, in tanti protestano in piazza, serve più trasparenza. Nel mirino del dissenso i troppi progetti speculativi calati dall'alto e non condivisi con la comunità. E sullo sfondo i giochi del 2026. L'approfondimento di Dibona a pagina 10. A pagina 2 invece la notizia che ha trovato risalto sulla prima pagina riguarda il turismo in montagna e soprattutto l'azione diretta del soccorso alpino supportato da molti volontari. L'esercito delle vette pronto a salvare vite è una vocazione. Sono 470 i volontari del soccorso alpino operativi in queste giornate campali. Ogni giorno 54 sono reperibili 24 ore su 24. Nessuno viene pagato, lavorano gratis. Il delegato Barattin: i rischi sono tanti, per questo chiediamo massima attenzione a chi frequenta le nostre montagne. E a proposito di turismo, negli hotel è tutto sold out, tanti stranieri, sono al 30%, ma preoccupa l'overtourism. Ogni giorno squillano telefoni alla ricerca di camere last minute, ma spesso solo per pochi giorni. Questa è la dichiarazione di De Cassan, presidente di Federalberghi Belluno. Ma sempre a proposito del soccorso alpino, siamo a pagina 3, Super Eli Soccorso, missioni raddoppiate, non intralciati i voli, già 228 interventi da luglio all'11 agosto, 4 agli ambulanze in contemporanea, resta la preoccupazione dopo il caso del drone e gli ostacoli, serve la legge. Il consigliere del soccorso alpino Bristotti: il disegno di norma è fermo da anni, è un atto di civiltà, portatelo avanti. E sempre a proposito del soccorso alpino in provincia di Belluno, escursionista di New York si perde sull'Alta Via, mattinata di ricerche. Anche ieri è stata una giornata di grande lavoro per i soccorritori e per la rete di emergenza-urgenza dell'US numero 1 Dolomiti, messa sotto pressione da decine di interventi, anche una ricerca di persona, una turista arrivata da New York che si era persa sull'Alta Via numero 2, fortunatamente però è stata trovata, non è in pericolo di vita. Siamo a pagina 4, nuova vita per l'area verde di Prade, notizia che ci porta in questo caso nel capoluogo. Ha approvato una riqualificazione di quasi 320.000 euro, dalle tuie malate a un viale alberato, fiorito e rigoglioso, da un prato abbandonato a un habitat per specie protette. Interessati 15.000 metri quadri in rete con Santa Giustina. Sanità, dal ben premiato dal Rotary per la sua capacità di ascolto, merito di tutta la squadra. L'articolo a firma di Daniela Sandonà. E ancora Assemblea in Evegal, ora anche il nostro capo frazione. L'approfondimento vi aspetta a pagina 4 del Gazzettino di Belluno. Siamo a pagina 5, Michele Peterle spedito in Grecia per combattere giganti di fuoco. L'operatore dei Vigili del Fuoco di Belluno si è imbarcato ieri assieme a una trentina di colleghi, aiuteranno in Attica. Il caso motto neofascista parcheggiato in Piazza Duomo, lamentele in città. Il motto è boia chi molla, come si può vedere da questo scatto che appunto rappresenta il furgone che aveva parcheggiato nel centro di Belluno. Terzo settore, con Anfas l'autonomia è possibile, ma servono operatori e volontari. L'articolo di Federica Fant vi aspetta a pagina 5. Continuiamo con pagina 6, notizie dal Feltrino. È Feltrino il miglior prosecco, rinascita della vitinicoltura. Il Doc Brut di Podere Castello Aurin, primo al concorso Eno Conegliano. La famiglia Gorza gestisce l'azienda, un onore premia la nostra passione. Il prosecco Doc Brut di Podere Castello Aurin, azienda agricola feltrina di Fonzaso, si aggiudica il primo posto al concorso enologico di Conegliano. Un onore che premia la nostra passione e tutto il territorio e ci sprona a fare ancora meglio, afferma la famiglia Gorza. La notizia ieri, proprio nel giorno in cui si celebra la giornata nazionale del Prosecco, ovvero il Prosecco Day. Notizia di spalle da Feltre, trattore si ribalta, rotola dal pendio, guidatore travolto, paura a Foen, ma l'uomo se la cava con ferite lievi. Sovramonte, via la festa del budino, c'è anche la Color Run, inizia oggi l'evento nato per caso da un cumulo di neve.
Pagina 7, archivi qui per sempre, ora vanno valorizzati, la memoria sul disastro del Vajont, la reazione delle associazioni per la memoria, bene, ora servirebbe un museo, una copia digitale dei documenti rimarrà all'Aquila, per ora è solo una scansione. Dice Michele Giacomel, presidente appunto dell'associazione Vajont, il futuro della memoria, una decisione che rende giustizia alla nostra storia, alle nostre comunità, ai superstiti e ai sopravvissuti. Penso di poter parlare a nome di tutta l'associazione dicendo che è un bene, è un fatto cioè molto positivo la marcia indietro secondo cui qualcuno voleva trasferire i documenti originali da Belluno all'Aquila, lì dove venne trasferito il processo per legittima supiscione. Ed è stato importante ascoltare il territorio, infine ecco l'auspicio, ora speriamo che quelle carte diventino strumento di studio e approfondimento, di consapevolezza. Padrin, sindaco del comune di Longarone, rispettata così la promessa di Mattarella, presidente della Repubblica. E adesso la notizia che ha aperto come foto di copertina questa edizione del Gazzettino di Belluno, siamo a pagina 8, dal borgo, i lupi è ora di agire. Dopo l'ultimo incontro ravvicinato, il sindaco chiede alla regione di autorizzare il passaggio alle vie di fatto in campagna elettorale per le europee, molte promesse, ora tutto tace, non si può continuare così, altro che turismo. Chies, sabato il Giro delle Malghe, un'escursione a passo lento per camminatori e buongustai, e ancora a Valdobbiadene il giallo della morte di Mimmo Tres disposta all'autopsia. Sarà l'autopsia a fare piena luce sulla morte di Mimmo Tres, il quarantenne bellunese, trovato morto domenica a Bigolino a bordo del suo furgone. Così ha deciso la procura di Treviso, che ha aperto un fascicolo sul caso. Il pubblico ministero, Mara De Donà, ha disposto l'accertamento per stabilire le cause e la data esatta del decesso, così da fugare ogni dubbio. Pagina 9, notizie dalla Gordino, Falcade in 402 al 30° giro podistico, trionfano Cagnati e Scola. Grande successo per il tradizionale evento che richiama sempre il pubblico, le premiazioni sono state fatte dagli azzurri dello Scibarp, Dalmasso e Scola. Notizia di spalle, da Agordo, Polo 0-6 anni, nuova gestione, rette invariate e servizio educativo passa alla partecipata Agordo Servizi. Siamo a Cortina con pagina 10, noi sentinelle del nostro futuro, turisti incuriositi, residenti preoccupati, amministratori interessati in piazza per la manifestazione di protesta. Nel mirino del dissenso i troppi progetti speculativi calati dall'alto e non condivisi con la comunità, serve trasparenza. Santo Stefano, presidenza dell'Unione, 3 in lizza, Comis il favorito, notizia che ha avuto un richiamo anche sulla prima pagina di questa edizione del Gazzettino di Belluno. E sempre da Cortina, giochi in vista, Destination for All si allarga a sostegno. Confcommercio aderisce al progetto per ampliare l'inclusività della Conca. Queste le notizie principali che troverete nell'edizione di oggi del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso all'edizione del Gazzettino di Belluno con le notizie riferite al territorio bellunese. La prima notizia la troviamo a pagina 17, disservizi, poste, montacarichi KO da 21 giorni, quintali di lettere non distribuite, le verifiche dello Spisal e la denuncia del segretario dell'OSLC CGIL, situazione insostenibile. Ancora da Belluno, polisportivo, via libera ai lavori, serve aumentare i parcheggi. La conferenza dei servizi chiude positivamente l'iter, a breve il cantiere, ma la polizia locale evidenzia criticità, rivedere le aree di sosta anche dei bus. La riqualificazione, nuovi alberi in uno stagno attorno al cimitero di Prade, notizia trovata anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno, come quella riferita alla bella notizia che è riferita, scusate il gioco di parole, alla conferma da parte del Ministero della Cultura che gli atti del Vajont rimarranno a Belluno e che tutti questi atti digitalizzati, una copia sarà consegnata appunto all'Aquila. Belluno ancora, capoluogo San Rocco, rifugio dei senza tetto, la chiesa è chiusa, la porta dell'edificio sacro sbarrata per tutta la giornata, trovati contenitori di vino, mozziconi di sigarette e anche tracce di urina. La storia, Vittorio Tabacchi e la fortuna di Safilo ha accompagnato la crescita del Cadore. L'imprenditore ripercorre le vicende dell'azienda narrate nel libro Vita in fabbrica, Calazzo di Cadore 1970-2006. Abbiamo portato benessere, ma la gente ha rinunciato ad altre opportunità. Americana data per dispersa, ma il cellulare era senza linea, notizia trovata anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno. Commercio, Ferragosto supermercato, negozi aperti anche fino a sera, chiusi i punti vendita Family, Emisfero e la Coop Feltre, Super V e Canguro lavorano solo al mattino, la spesa anche al Lidl e da Aldi.
Feltre, l'incidente si ribalta con il trattore mentre sfalcia l'erba, ferito un 88enne. Notizia trovata anche sull'edizione del Gazzettino di Belluno, è stato l'uomo stesso rimasto cosciente a chiedere aiuto urlando e telefonando. Fortunatamente non è in pericolo di vita. Feltre, detenuto, chiede i domiciliari, il tribunale sbaglia su di me. L'imputato si è già visto negare la scarcerazione e la difesa va in Cassazione. Il GIP non aveva escluso la misura meno pesante nel giorno della convalida. La casa dell'avvocato è a disposizione, ma in prima battuta non è stata promossa. Continuiamo con pagina 24, il comune cerca 920.000 euro per finire la sala polifunzionale, notizia in questo caso che ci porta a Santa Giustina. E ancora spettacolo di burattini, stasera a Santa Giustina, figuriamoci, tappe anche a Sospirolo e a Seren del Grappa. Decisa l'autopsia sulla salma di Mimmo Tres, notizia riferita appunto al quarantenne venuto a mancare improvvisamente domenica scorsa, bloccati i funerali. Il magistrato trevigiano vuole capire la causa della morte del quarantenne artigiano e operaio di Luxottica. Sedico Fanfoni, il caso torna in appello il 20 settembre, terzo passaggio veneziano per l'omicidio colposo del boscaiolo nell'aprile 2015, la difesa punta alla soluzione e rinuncia alla prescrizione. Sedico a Villa Pat mostra mercato il 29 settembre, via le iscrizioni degli espositori. E continuiamo con Montebelluna, notizia quindi riferita a un comune trevigiano confinante con il territorio bellunese, traffico di sostanze dopanti, culturista sotto inchiesta. David Basso, 52 anni, procurava prodotti vietati ad un bodybuilder dell'Alpago. La procura ha chiuso le indagini e chiederà il rinvio a giudizio del Montebellunese. Rino e le montagne, il 20 agosto Tambre ricorda Costa Curta, il CAI dell'Alpago e di Vittorio Veneto ne celebreranno l'importante eredità. E ancora un defibrillatore e 2 nuove opere alla frazione di Arsier. Siamo nel comune di Ponte nelle Alpi. Pagina 27, l'ultimo saluto a Don Mario incoraggiava sempre tutti. La comunità di Taibone si è stretta attorno al feretro del sacerdote parroco per 27 anni, il funerale officiato dal vescovo Marangoni, le testimonianze di chi lo conosceva e della nipote. Livinallongo, nuova ambulanza da 120.000 euro per la Croce Bianca. E ancora a Val di Zoldo, cane attaccato dai maremanni, il padrone non ci ha aiutati. Siamo a pagina 28, Cortina, il paese ci sfugge di mano, bisogna agire. Partecipata alla manifestazione in piazza di Bona. De Zanna, consigliere di minoranza, progetti mai condivisi con i cittadini, c'erano alternative. La cerimonia nozze d'oro di Diamante, le coppie accolte in comune, altra notizia che riguarda il comune di Cortina d'Ampezzo. Nota ad anta, fra tradizioni e comunità senza identità e storia non c'è futuro. Un successo alla festa che fa rivivere l'atmosfera del paese di montagna che fu i giovani il motore dell'organizzazione. Pieve di Cadore, la casa natale di Tiziano aperta fino a fine mese, poi via al maxi restauro. San Vito, un tuffo del Medioevo, sabato a Rifugio Scoter. E ancora da Danta, la SP 6, la strada provinciale numero 6, rimodernata, candidata all'alternativa per la viabilità in valle. Pagina 30, rubrica Cultura e Società, la mostra Io non scendo, donne sugli alberi. Per sfida, per allegria, per l'istinto di guardare lontano, sono 270 e senza nome. Una fotografa le ha scovate in albo nei mercatini, ora le presenta a Trieste. Dalla rubrica Giorno e Notte, rock, spiedi e i colori dell'alba sulle cime, il calendario rovente della mezz'estate, ricchissimo programma di appuntamenti in ogni vallata e per ogni gusto, mostre ed eventi alla scoperta dell'ambiente. Tutti gli appuntamenti in provincia di Belluno vi aspettano a pagina 33. Ed ecco lo sport, pagina 34, calcio Serie D, Comi, nell'attacco Dolomiti io non avrei trovato spazio. Parla il vice di coach Zanini, tornato in provincia dopo l'esperienza al Belluno. Intanto oggi alle 16.30 un'altra amichevole col Porto Mansuè a Pianlonghi. Calcio a 5, Brian Orsi al Vicinalis, il Gemelle mi cercava ma volevo provare la C1. Atletica e grande festa per 400 al giro podistico di Falcade. Lorenzo Cagnati si lancia dietro Sirbo e De Fanti, al femminile primi 2 posti per le 2 azzurrine Scola e Cagnati. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani. Prevale un cielo nelle prime ore sereno, poi poco nuvoloso, in pianura e parzialmente nuvoloso in montagna, con addensamenti più significativi dal pomeriggio in poi sulle zone montane e infine su quelle pedemontane.
È davvero tutto per questa edizione di Edicola Beluna. Vi ricordo che torneremo in replica via streaming questa sera alle 20, domani mattina all'1 ora locale italiana. Domani ci prendiamo anche noi una pausa per Ferragosto. A tutti voi davvero un buon Ferragosto ovunque voi siate e ritorneremo puntuali come sempre invece giovedì 16 agosto. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.